Bella a tutti regà, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Un video che sinceramente, lo so, è una frase molto abusata in quel di YouTube, non pensavo di fare. Però per via di alcune cose ho deciso di farlo. Allora, prima di cominciare, tanto di cosa si parlerà, penso lo avrete, scusate, letto dal titolo. Prima di cominciare però, l'altra volta avete visto la maglia del Cagliari, però non mi è arrivata soltanto la maglia del Cagliari, mi è arrivata un'altra maglia, sempre rosso-blu, di una squadra meno importante però, del Cagliari, di uno che se ne parla bene, mo devo capire se è forte o meno. La maglia di Messi del Barcellona di quest'anno, ovviamente. Perché ho preso quella di Messi? Perché ho quella dell'ultimo anno di Ronaldo al Real. Vuoi che non mi prendo quella dell'ultimo anno di Messi al Barcellona? Poi tra l'altro ragazzi, cioè toppa della Liga cucita. Baffo della Nike, non si è cucito, questo è cucito. Idem per il logo del Barcellona, è cucito. Adesivo della Bego, sponsor sulla manica, adesivo dell'Unicef, non so se si vede, eccolo, sponsor dietro, vabbè, adesivo della Rakuten. Ragazzi, il link lo trovate qua sotto in descrizione. Le maglie senza personalizzazione costano un 14 euro e con tutta la personalizzazione dovrebbero accostare sui 18, massimo 20 euro. Ci sono anche le maglie del Cagliari ovviamente, però io vi lascio il link qua sotto in descrizione qualora voi le vogliate comprare. Il sito comunque è KK Allora, andiamo a rispondere al buon Jacopino, al buon Ghiottone. Allora, questo video arriva come un fulmine a ciel sereno perché non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Apro il video, vedo la crisi dello youtuber. Tra l'altro, me ne aveva parlato anche oggi pomeriggio un nostro amico Giovanni Stramacci, che magari alcuni di voi anche conosceranno perché ci ho fatto qualche live reaction, di cui mi aveva parlato proprio oggi di questo video, che però non avevo avuto la possibilità di vedere perché ero al lavoro. Quindi torno a casa e mi guardo questo video. E prima di registrare gli ho chiesto se appunto potevo fare questo video risposta perché mi andava di affrontare questo argomento. E notate bene la frase, mi andava di affrontare questo argomento, che è una frase veramente importante, sia per quello che andrò a dire, e sia per il video in sé. Però vabbè, ovviamente prima di vedere il mio di video andate a vedervi il suo, ok? Perché sennò è inutile. Allora, cosa dice Jacopo in questo video? Dice che ha la crisi dello youtuber, in cui manca di motivazione, in cui manca di stimoli e sta vivendo un momento un po' così perché magari ha delle belle idee, gli piacerebbe metterle in atto, ma è frenato dal fatto se possano piacere o meno, se ne vale la pena o meno. Io faccio questo video per rispondere a queste domande e per far capire anche a voi utenti, cosa vuol dire essere uno youtuber, cosa vuol dire fare video su YouTube, perché io non mi definisco youtuber, ripeto, youtuber è colui che crea contenuti su YouTube, ci monetizza e ci campa. Io sono solo un appassionato di calcio, mi piace fare i video, ma non sono uno youtuber. Allora, il discorso lo faccio o non lo faccio va contestualizzato tantissimo perché, e da lì prendo due strade, perché la domanda è semplice, bisogna trovare il giusto compromesso. Allora, se c'è questa usanza, diciamo, specialmente per i nostri canali, per il tema che trattiamo, quindi i canali calcistici, di eventualmente splittare la nostra persona in due canali, magari un canale che parla di calcio o della propria squadra del cuore e un altro canale in cui
si parla magari di tutt'altro o si parla di altre squadre. Sostanzialmente avviene questo. Però l'ho sempre reputata una cosa inutile perché è una cosa soprattutto... non saprei nemmeno quale termine usare, insensata forse, perché se io sono comunque la stessa persona che ha diversi interessi, perché dovrei dividere le cose in canali diversi? Che senso ha? Alla fine è il mio canale e faccio quello che voglio. Però è pur vero che uno intavola la strada del proprio canale su un determinato argomento e fa in modo che quello sia l'argomento primario. Nel caso appunto di Jacopo è il calcio, e quindi se magari vuole portare un qualcosa di diverso che possa prendere vie traverse rispetto a quello che è il calcio, magari ci pensa 5, 6, 7 volte prima di farlo, e non dovrebbe essere così, perché uno sul canale si deve sentire libero di fare quello che più vuole, perché il canale è il suo, per questo semplice motivo. Però capisco anche che gli iscritti chiedano comunque che sul canale vengano portati contenuti per il motivo per cui si sono iscritti, ovvero si sono iscritti perché parli di calcio, quindi si aspettano argomenti calcistici. Per quello va trovato il giusto compromesso. Capire se c'è un qualcosa, a prescindere da quale sia l'argomento, che può piacere. In questo caso le live sono il motivo, proprio il momento migliore per parlarne e per trovare un riscontro direttamente, e per capire cosa si può fare e cosa non si può fare, e soprattutto come farlo. Ed è un qualcosa di veramente fantastico, perché in quel caso hai proprio un riscontro immediato, diretto, il meno falso possibile. E- Ed è un qualcosa che capita a tutti. Mm, Comunque, il pensare, il rimuginare, il capire che si è un po' bloccati in questa situazione, che c'è una specie di crisi, perché si ha questo blocco dello youtuber, la crisi dello youtuber, come lo si vuole chiamare, ma questo è un qualcosa che capita a tutti coloro che hanno un lavoro o fanno un qualcosa che riguardi, diciamo, degli aspetti artistici, se così possiamo definirli, scusate. Per esempio gli scrittori, i musicisti, i cantanti, gli sceneggiatori, tutti prima o poi, chi più chi meno, vivrà una specie di blocco. È normale e fisiologico. E secondo me è anche giusto perché ti aiuta a capire cosa in realtà tu vuoi fare. E la risposta è una sola: fare sempre quello che ci piace. Però può cambiare, è una risposta scontata ovviamente, però può cambiare, perché qualora noi, io regà parlo di noi, è come se stessi parlando con Jacopo, però lo voglio fare tramite video. Se noi vogliamo fare sempre quello che ci piace, ma vogliamo anche fare in modo che o che questo canale diventi un lavoro o che comunque possa permetterci di guadagnare un qualcosina, bisogna trovare, come ho già detto prima, il giusto compromesso. Quindi fare quello che ci piace e fare magari anche una cosa che ci piace un po' meno fare, ma che comunque possiamo tollerare di farla solo perché piace di più a chi ci guarda. Ed è una cosa da tenere in conto qualora noi vogliamo magari anche puntare su quello che stiamo facendo a livello monetario, o fare in modo che questa diventi la rampa di lancio per una nostra eventuale carriera. Secondo me i compromessi prima o poi arrivano con tutto, e anche con YouTube arrivano i compromessi. Poi l'ultimo argomento che affronterò, perché per il resto mi è sembrato abbastanza intimo il video, quindi non voglio andare oltre. ehm,
sul discorso dei post partita per quanto riguarda l'ambiente di YouTube Italia calcistica. Allora, io sono un frequentatore proprio sporadico, ma sporadico è anche esagerato, dei post partita, ma proprio di YouTube Italia calcistica in generale. Io non guardo praticamente quasi nulla. Non è il tipo di video che guardo su YouTube, guardo tutt'altro. Spazio tra miliardi di argomenti e il calcio è veramente quello che guardo di meno, perché altrimenti sarei completamente saturo, vivrei solo e soltanto di pallone e sinceramente non mi va. Però mi è capitato comunque di vedere diversi post partita di diverse persone, di diversi youtuber. eh, Alcuni sono effettivamente come dice Jacopo, ovvero incentrati sul fare più spettacolo piuttosto che sul parlare della propria squadra o simili. Ed è una cosa che da una parte capisco, ma dall'altra allo stesso tempo non capisco, perché ci sono delle cose che sono completamente esagerate, però ognuno vive il tifo in modo soggettivo, quindi una persona può reagire in un modo e un'altra in un altro. Io non posso dirgli nulla perché, che ne so, magari quella persona reagisce così, punto e basta. Però per come le vedo io le cose, effettivamente ci sono alcune persone che magari marciano molto sull'esagerare, sull'esagerazione, sul diventare troppo parte del personaggio che si crea su YouTube. E, e ti devo dare ragione qui, Jacopo. Ti devo dare ragione, però i tuoi post partita, io penso che i post partita dei tifosi mh, sportivi, non sportivi, devono rimanere post partita dei tifosi e non devono snaturarsi in esagerazioni tipo spaccare i piatti soltanto perché fa views. Cioè, lì si diventa ridicoli. Lì si diventa veramente ridicoli. E concludo dicendo di questo. Io non voglio invogliarti, scusate il gioco di parole, non ti voglio incanalare in una determinata strada. Però ti posso dire che quando, perché anch'io ho avuto la crisi dello youtuber, il blocco dello youtuber, ti posso dire che una cosa che mi ha aiutato, e l'hai nominata anche tu nel video, era fare i video di getto, ovvero non stare a pensare se può piacere o non può piacere, se che lo faccia fare o che non lo faccia fare. Tu fallo, lo carichi, tanto eventualmente se va male o se non ti piace come è venuto, hai la possibilità di cancellare il video. Fai tutto quello che ti passa per la testa e se te la senti o se preferisci, chiedi anche un aiuto da parte degli iscritti. Questo è il mio consiglio che sento di darti. Concludo facendo anche un'ultima parte in cui parlo anche con i miei iscritti, anche se ci ho parlato con tutti fino adesso. Questo video è un po' così, raga, appiatelo per quello che è. Io c'è una cosa che ho sempre odiato delle community di YouTube. O meglio, non è che ho sempre odiato, è che per come sono fatto io mi dà un po' fastidio. Un bel po' fastidio. Prendo ad esempio la mia persona. Molte volte quando vado in live e magari si sta parlando di un argomento in cui non è il Cagliari, vedo che magari una persona incomincia a farmi una domanda in cui si parla del Cagliari e di conseguenza a ruota tutte le altre persone incominciano a fare domande in cui si parla del Cagliari. Eh,
anche per dirvi un esempio banale, magari in una live mi è capitato forse, una live in cui ho detto io oggi non voglio parlare di Cagliari, non voglio per niente parlare di Cagliari. E arrivavano persone che comunque mi facevano domande del Cagliari. E quando io rispondevo dicendogli che non mi andava di parlare del Cagliari, perché in quel momento non ne avevo voglia, ho visto che se ne andavano. E io non ho mai capito questa cosa. Cioè, le persone e in questo caso includo anche Jacopo, e ci seguono per quale motivo? Perché gli piace la nostra persona o per quello che facciamo su YouTube? Eh, non è una domanda così scontata, ragazzi. Cioè, non è facile dire per quello che fate su YouTube. Quello sì, però non è che per forza a tutti piace quello che facciamo su YouTube. Magari solo perché trattiamo un determinato argomento una volta si iscrivono e pensano che facciamo solo quella cosa. Non lo so, però sarei curioso anche di sentire una risposta da voi perché è un argomento che è un po' ostico per me, quindi attendo con ansia una vostra risposta. Detto questo, regà, io ho finito di parlare questo video. È stato un video che non pensavo veramente di poter fare. Non pensavo ce ne potesse mai essere l'occasione. Quindi da una parte ringrazio anche Jacopino per aver fatto sto video. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate perché ne sono veramente curioso. Sono veramente curiosissimo di sapere cosa ne pensate riguardo a questa cosa e di cosa è per voi uno youtuber, soprattutto. E niente ragazzi, vi mando un bacione e noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!